Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. $60.000 calabresi ogni anno decidono di curarsi fuori regione. A preoccupare il sistema sanitario regionale percepito dagli utenti come precario e quanto emerso dal rapporto di Demoscopica. Errori di progettazione nei porti, la causa dell'erosione costiera e quanto denuncia il capo della Protezione Civile Carlo Tanzi. Il presidente dell'INPS Boeri presenta i dati del primo trimestre del reddito di inclusione. 7 beneficiari su 10 risiedono al sud della Calabria e tra le regioni con un maggior numero di erogazioni. 800 prodotti per gli sport invernali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Camigliatello Silano sulle piste da sci, caschi e tavole abusive per un giro d'affari di €30.000. Riaprirà il 30 aprile la Galleria Santo Marco tra Cosenza e Pau. La rete ferroviaria italiana ha reso noto il calendario dei lavori. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il rapporto di Demoscopica sulla sanità che è stato presentato oggi. Bene, pensate, 60.000 calabresi ogni anno decidono di curarsi fuori regione. A preoccupare è il sistema sanitario regionale percepito dagli utenti come precario. La sanità calabrese non è guarita ed è ancora lontana, molto lontana, da quella delle regioni che attraggono i flussi migratori. C'è il centro-nord in testa alle graduatorie per qualità dei servizi sanitari, ma le pecche del sistema regionale sono ancora più evidenti se si considerano i passi in avanti fatti da Puglia, Abruzzo e Basilicata. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indice di performance sanitaria realizzato da Demoscopica, il terzo studio di settore che fotografa una situazione preoccupante. La Calabria conferma un triste primato, cioè viene collocata dal nostro indice di performance sanitaria nell'area cosiddetta malata e nel caso specifico noi riteniamo che tutta una serie di variabili che abbiamo e di dimensioni che abbiamo ritenuto sensibili ai fini della valutazione e della misurazione del sistema collocano il sistema calabrese in una condizione che noi abbiamo definito da sanità zombie, cioè una sanità che fa proprio fatica ad erogare servizi di qualità per una serie di variabili assolutamente negative. Basti pensare ai circa 60.000 calabresi che ogni anno, non fidandosi del loro sistema, decidono di ricoverarsi fuori dal nostro sistema sanitario regionale, dalle nostre strutture sanitarie. Penso per esempio agli oltre 74.000 nuclei familiari che sono piombati in una condizione di disagio economico perché per le cosiddette spese sanitarie out of pocket, cioè non previste nel sistema e nel bilancio di previsione di ciascun nucleo familiare. Penso per esempio alle altre spese legali. Noi siamo il sistema sanitario regionale più litigioso d'Italia, spendiamo circa 16 milioni di euro all'anno in spese legali. Alla carenza e alla qualità non eccelsa dei servizi resi corrisponde un'elevata e costante mobilità passiva. I viaggi della speranza pesano sulla bolletta della Regione Calabria, ora come nel quinquennio precedente. 320 milioni di euro di debito e una volontà di risparmiare su questa voce, annunciata in conferenza Stato-Regioni, che cozza con il diritto alla salute dei calabresi. Un orientamento della conferenza delle regioni che sembrerebbe voler razionalizzare la mobilità passiva per ridurre questi squilibri economici. Tradotto in soldoni, il rischio potrebbe essere che per esempio i calabresi non abbiano più su alcune prestazioni, probabilmente specialistiche e particolari, ma non abbiano più la possibilità costituzionalmente garantita di tutelare la propria salute all'interno dei confini regionali. Io ho letto delle prime dichiarazioni della conferenza delle regioni che parlano testualmente di un miglioramento delle strutture sanitarie del Mezzogiorno per ridurre la mobilità. Stento a credere che in 12 mesi le strutture sanitarie regionali possano assurgere a ruoli di eccellenza rispetto ad altri territori del Paese. L'indagine di Demoscopica certifica ai noi ciò che i cittadini calabresi sperimentano quotidianamente sulla loro pelle: inefficienze, ritardi, mancanza di fiducia. Ebbene, non è un mistero che nonostante le promesse degli amministratori, con il passare del tempo la situazione non solo non è migliorata, ma quanto addirittura peggiorata.
Certo, qualcosa si muove, ma è ancora troppo poco perché i calabresi se ne accorgano. Ai dati spiattellati con crudezza dall'Istituto di ricerca si aggiungono purtroppo quotidianamente tanti grandi e piccoli problemi che rendono difficile la rincorsa. Al di là della lunga telenovelas che ha visto contrapposti il Presidente della Regione e il Commissario Scura, che per mesi e mesi hanno forse distolto l'attenzione sui problemi reali, il sistema calabrese deve fare i conti con continue emergenze. Ora la carenza di personale, i bilanci in rosso delle aziende, la strumentazione tecnologica che manca, le difficoltà strutturali e chi più ne ha più ne metta. Inutile affannarsi nel rattoppare se manca un progetto complessivo. Si parla della costruzione di nuovi ospedali, dimenticando che tanti nosocomi calabresi avrebbero bisogno di un robusto restyling. A questo poi vi è da aggiungere le tante inspiegabili incongruenze per una regione che spende un terzo del suo bilancio proprio per la sanità. Vengono in mente per esempio le ultime marachelle, chiamiamole così, che da qualche giorno trovano spazio nei media regionali, come per esempio i 27 milioni di euro di ticket non pagati all'ASP di Cosenza e il pesante fardello dei debiti che schiacciano l'ASP di Reggio Calabria, talmente pesante che Scura sta pensando al commissariamento dell'ente. Solo esempi, piccole tessere di un mosaico a tinte fosche che preoccupa e non poco i cittadini di questa sfortunata terra. Torniamo ad occuparci di erosione costiera, la denuncia del capo della Protezione Civile Carlo Tanzi che dice errori di progettazione nei porti. C'è un tratto della statale 18, quella che attraversa Campora San Giovanni, siamo nel Cosentino, che è particolarmente fragile e pericoloso come dimostrato dall'ultima violenta mareggiata in cui la strada è letteralmente crollata in alcuni punti. Un'arteria viaria importante e condannata, secondo il capo della Protezione Civile Carlo Tanzi, alla precarietà dal vicino porto. Questa è una foto aerea del 98, c'era una bella spiaggia. E in quella zona 110 metri, 130 metri di spiaggia. È il punto dove passa la SS18, dove ogni volta che c'è una mareggiata, oggi a distanza di 20 anni dal 98, c'è in pratica la strada viene invasa dalle onde. Nel 98 c'erano 130 metri. Guardate che è successo. 2004, guardate il porto di Campora. A nord del porto si forma una spiaggia molto profonda di circa 175 metri. A sud del porto vediamo che 130 metri piano piano la spiaggia comincia a sottigliarsi. 2005, vedete, passiamo a 185 metri, 75 metri. Se andiamo ancora avanti, qua siamo arrivati, vedete, la spiaggia a nord del porto cresce, a sud è arrivata praticamente, sappiamo bene tutti, ogni volta che passiamo, le onde arrivano sulla strada e siamo a meno di 5 metri. L'indice è puntato anche su un altro porto, quello di Cetraro. A nord del porto, se noi mettiamo una barriera, che è il porto, un pennello, qualunque cosa, più o meno perpendicolarmente alla spiaggia, a nord del porto si crea la spiaggia perché si accumula la sabbia. Tutto quello che viene bloccato a nord non arriva a sud, quindi a nord abbiamo accumulo, la spiaggia cresce, a sud dalla barriera la spiaggia va in erosione e questo funziona su tutta la costa tirrenica. Dove si è sbagliato? Il porto di Campora, ma anche quello di Cetraro, ha avuto difetti di progettazione, no? Il presidente dell'INPS Boeri presenta i dati del primo trimestre del reddito di inclusione. 7 beneficiari su 10 risiedono al sud della Calabria e tra le regioni con il maggior numero di erogazioni. A marzo il reddito di inclusione, il REI, è stato erogato nell'oltre 70% dei casi a cittadini residenti al sud. La Calabria è tra le regioni con il maggior numero assoluto di nuclei beneficiari. Nel dettaglio, in Campania si è registrato l'importo medio più alto dell'erogazione mensile, 327,65 euro. Al secondo posto la Sicilia, con 24.000 nuclei raggiunti, oltre 75.000 persone, e un importo medio di 313,28 euro. Al terzo posto la Calabria, con poco
poco più di 9.000 nuclei familiari e oltre 26.000 beneficiari. Oggi i nuclei beneficiari del REI sono 110.138 a livello nazionale, oltre 316.000 le persone coinvolte al 23 marzo 2018 per un importo medio dell'erogazione mensile di 296,75 euro. A fornire questi dati è l'INPS durante una conferenza stampa congiunta con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Cumulando i numeri del REI con quelle del SIE, il sostegno di inclusione attiva e le misure regionali di contrasto alla povertà, ha spiegato il presidente dell'INPS Tito Boeri, abbiamo raggiunto quasi 900.000 persone. Boeri ha quindi fatto un appello alle forze politiche dicendo: bisogna porsi come obiettivo prioritario trovare più risorse per il REI. L'Italia, con 70 anni di ritardo, si è dotata di uno strumento per la lotta alla povertà. Oggi c'è un reddito minimo ai primi passi, ha aggiunto, ancora sottofinanziato, ma la platea interessata da luglio salirà a 2,5 milioni di persone e 700.000 famiglie. Certo è che la fotografia dell'INPS mostra ancora una volta un'Italia spaccata in due, dove i cittadini con maggiori difficoltà si trovano nel meridione. 7 beneficiari su 10 infatti risiedono al sud. Persone che possono contare in media su 300 euro al mese, un aiuto sì, ma è una cifra insufficiente per uscire dalla povertà. Riaprirà il 30 aprile la Galleria Santo Marco tra Cosenza e Paola. Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto il calendario dei lavori. La buona notizia è che sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino della linea ferroviaria Paola-Cosenza all'interno della Galleria Santo Marco, quella per intenderci chiusa e posta sotto sequestro lo scorso 6 dicembre dopo il deragliamento di un treno regionale. Al lavoro, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, ci sono oltre 100 tecnici non solo di RFI ma anche delle ditte appaltatrici per ripristinare in breve tempo i binari danneggiati dal deragliamento del treno e rinnovare i tratti di rotaia. Saranno inoltre eseguiti lavori di manutenzione conseguenti al mancato utilizzo dell'infrastruttura durante il periodo di sequestro per ripristinare il corretto funzionamento dei deviatoi e degli impianti tecnologici. I lavori sono stati avviati dopo accurate visite tecniche effettuate nei giorni scorsi che hanno permesso di definire un cronoprogramma degli interventi immediati e a medio-lungo termine. La fine dei lavori è prevista per il 30 aprile, in considerazione anche dell'estensione della galleria oltre 15 chilometri. Tutto ciò però va di pari passo con il definitivo dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria per la riattivazione dell'esercizio ferroviario. Anche perché le ulteriori attività manutentive saranno eseguite anche dopo la riapertura all'esercizio in orario notturno nei periodi di sospensione del traffico. Dunque, fra poco più di un mese la tratta tornerà alla normalità, almeno si spera, e con l'avvicinarsi della stagione estiva il traffico potrà riprendere senza ulteriori intoppi. Verso la cronaca vediamo come gli inquirenti sono riusciti ad individuare a Vibo uno dei presunti autori dell'omicidio di Francesco Fiorillo. C'è un aspetto di assoluta novità che ha caratterizzato le indagini della squadra mobile di Vibo Valentia che hanno portato all'individuazione di uno dei 2 autori del delitto di Francesco Fiorillo. Ciò che caratterizza questa inchiesta, infatti, è quella di essere la prima giunta ad una parziale conclusione per la quale si sono utilizzate tecniche scientifiche ed in particolare la ricostruzione in 3D della scena del crimine effettuata dalla Polizia Scientifica del Servizio Centrale Operativo di Roma, tecnica che viene usata appena da un anno e che necessita di sofisticati studi ed apparecchiature con esperti per la prima volta utilizzati in polizia. In realtà in questa prima tranche dell'operazione abbiamo avuto un risultato brillante che è stato il risultato di una sinergia tra i professionisti della squadra mobile di Vibo Valentia e la cosiddetta unità delitti insoluti. L'unità delitti insoluti è un ufficio, un organismo collocato all'interno della direzione centrale anticrimine che è composto da personale specializzato del servizio centrale operativo, quindi specializzato in omicidi, e personale specializzato del servizio polizia scientifica. Quindi questi operatori, insieme con gli operatori della squadra mobile di Vibo Valentia, sono intervenuti e poi quando c'è stato il ritrovamento della traccia biologica all'interno del guanto, c'è stata poi la possibilità di vagliare quella che era la pista investigativa migliore. Considerata una novità a livello investigativo ma particolarmente utile per ricostruire la scena.
Sì, è una novità, è una nuova sezione che è nata all'interno del servizio di polizia scientifica, appunto la sezione di ricostruzione 3D e realtà virtuale, perché noi in realtà all'interno del laboratorio, del nuovo laboratorio, realizziamo sia modelli 3D dove collocare tutti i reperti presenti, repertati nel corso del primo sopralluogo, e quindi cristallizzare il sopralluogo. Però noi abbiamo anche un'elaborazione di realtà virtuale, appunto possiamo riprodurre le scene del crimine immergendoci proprio all'interno del teatro, all'interno del teatro dell'evento criminoso, indossando dei caschi Oculus che ci immergono completamente all'interno della scena, e ogni operatore può rivisitare tutti i luoghi e vedere le cose di più interesse. Noi poniamo all'interno del modello, che viene sempre comunque realizzato, gli oggetti repertati. Assoluzione definitiva per l'avvocato Giovanni Scaramuzzino, coinvolto nell'inchiesta Perseo in quanto ritenuto responsabile di truffe assicurative e di concorso esterno in associazione mafiosa, condannato in primo grado a 3 anni per le truffe assicurative e assolto per il concorso esterno in associazione mafiosa. Scaramuzzino in secondo grado era stato assolto perché il fatto non sussiste da entrambi i capi di imputazione, sentenza quest'ultima contro cui la Procura non ha proposto appello in Cassazione, che quindi ora è diventata definitiva. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Uno studente universitario è stato arrestato con l'accusa di spaccio dai carabinieri di Renda. Il 21enne di nazionalità egiziana è stato trovato in possesso di un involucro in cellofan contenente 1 grammo di hashish. Nell'alloggio universitario di Arcavacata, che condivide con un connazionale, sono stati inoltre trovati all'interno della sua camera 80 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti. Controlli della Guardia di Finanza di Cosenza sulle piste da sci a Camigliatello Silano, attrezzature in vendita senza licenza, sequestrati 800 prodotti per gli sport invernali per un valore di oltre 30.000 euro. Abitazione in fiamme a Reggio Calabria, gli occupanti, tra cui una donna e un bimbo, sono riusciti a fuggire mentre gli inquilini dei piani superiori, bloccati dal denso fumo che ha invaso il vanoscale, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. E anche a Mileto, nel Vibonese, vigili del fuoco impegnati per un incendio scoppiato in un appartamento. All'interno non c'erano persone ma solo un cagnolino che è stato salvato dai vigili del fuoco. Chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati nel processo in fase preliminare sulle firme false in occasione delle elezioni comunali di Catanzaro del 2011, tra loro anche il consigliere regionale Tallini e l'ex assessore comunale di Catanzaro Lo Monaco. I carabinieri di Luzzi, centro nel Cosentino, hanno arrestato 2 persone per furto aggravato e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Si tratta di un 55enne e un 38enne di Napoli. I militari sono intervenuti su segnalazione del proprietario di un bar tabacchi. I 2, dopo aver forzato la saracinesca dell'esercizio commerciale, avevano asportato 4.175 euro in banconote di vario taglio e anche 12 stecche di sigarette di varie marche per un valore di 540 euro, 37 ricariche telefoniche di vari gestori per un valore di 335 euro e numerosi gratta e vinci per un valore di 1.597 euro. Sono stati inoltre trovati in possesso di 13 chiavi alterate e 10 grimaldelli di vario genere. Il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del consigliere regionale Nazareno Salerno coinvolto nell'inchiesta Robin Hood quale ex assessore regionale al lavoro. Gli uffici del Consiglio regionale della Calabria hanno pertanto congelato lo stipendio di Nazareno Salerno in seguito al provvedimento di pignoramento per un totale di 53.380 euro in favore della società Copperfield. A Nazareno Salerno saranno trattenute 8.000 euro mensili circa, somma corrispondente alla sua indennità di consigliere regionale al netto delle trattenute. Ci spostiamo adesso a Taurianova, dove il Comune, dopo diverse polemiche degli utenti, lancia un piano antibuche stradali.
L'inizio della primavera è coinciso nel territorio di Taurianova con la ripresa dei lavori per l'asfaltatura e la manutenzione del manto stradale della città. Negli ultimi mesi, a causa della presenza di vere e proprie voragini a cielo aperto, anche in punti strategici della circolazione in paese, la situazione buche e strade dissestate in città si è fatta veramente allarmante, scatenando l'ira e il malcontento di buona parte della popolazione che tra il serio e il faceto ha provveduto a fare le dovute segnalazioni agli uomini di governo cittadino per trovare le misure più adeguate al ripristino del manto stradale. La giunta Scionti però, data l'avversa situazione meteorologica di questi giorni contraddistinta da temperature rigide e copiose precipitazioni del periodo, si è trovata impossibilitata a proseguire con l'opera di restyling del tessuto viario iniziata nei giorni conclusivi dello scorso anno. La pianificazione degli interventi volti a superare la criticità, nonostante comunque il persistere delle pessime condizioni climatiche, si è tradotta nelle prime misure atte all'adeguato ripristino della rete stradale che nel prossimo futuro non si limiteranno solo al centro cittadino ma anche alle zone periferiche di Taurianova. La maggioranza taurianovese, conscia delle necessità di una manutenzione urgente per la pavimentazione stradale diventata un pezzo di groviera, si impegna a completare il risanamento delle varie arterie per evitare rischi e pericoli. Il Consiglio Generale della CISL, riunito oggi a Roma, ha eletto Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Confederazione dei Via Po, e nominato Gigi Petteni alla presidenza dell'INAS, il patronato della CISL. È stata la stessa leader della CISL, Anna Maria Furlan, a proporre al parlamentino del sindacato i due nomi. È una scelta, quella di Luigi Sbarra, che rafforza la squadra della segreteria confederale e rappresenta stabilità e prospettiva per la nostra organizzazione, ha sottolineato Furlan nel suo intervento, evidenziando che Sbarra è un sindacalista di grande esperienza. Presentato questa mattina al Teatro Rendano il concerto che la cantante israeliana Noah terrà a Cosenza il prossimo 6 aprile. Solo 3 concerti in Italia e il primo a Cosenza. Il Teatro Rendano si prepara ad ospitare il concerto dell'artista israeliana Noah il 6 aprile nell'ambito del Festival Fatti di Musica 2018. Noah, impegnata a favore dei diritti umani, riceverà anche il premio Un Ponte fra le Stelle, realizzato da Gerardo Sacco. Il premio è stato ideato da Ruggero Pegna e patrocinato dall'amministrazione comunale di Cosenza. Prima del concerto la cantante visiterà il Museo Internazionale della Memoria a Ferramonti di Tarsia. Musica per il sociale, è questo il tema di questo bellissimo concerto che si terrà proprio qui al Teatro Rendano, un progetto che racchiude anche un premio che sarà proprio riconosciuto all'artista Noah per i diritti umani. L'importanza delle parole, l'importanza della comunicazione anche nel mondo della musica vuole essere un segnale importante in una società dove l'attenzione al sociale deve essere sempre forte ed incisiva. Il concerto di Noah è uno dei più belli ed emozionanti al mondo. Penso che per Cosenza e per la Calabria sia un appuntamento assolutamente imperdibile e chi verrà si godrà 2 ore di musica ma di emozioni, si avvertiranno veramente perché le suggestioni dei suoi brani cantati in più lingue e anche di ciò che lei racconta tra un brano e l'altro, quelle emozioni rimarranno per sempre nella memoria di chi parteciperà a questo importantissimo evento. Al Cineteatro Garden di Rende invece la FIDAP ha organizzato un viaggio tra le note. Un viaggio tra le note, quello di questa sera qui al Teatro Garden, regalato dalla FIDAP di Rende. La FIDAP di Rende ha messo come prioritaria la formazione dei giovani, quindi la nostra attenzione sarà sempre molto costante, vigile per non sottrarre futuro a questi nostri giovani. Perché organizzare un evento e inserire e dare uno spazio importante alle orchestre delle scuole? Tanto per lanciare un messaggio di concreta collaborazione e poi per esaltare un po' il talento individuale e la passione creativa di tanti ragazzi e aiutarli, spingerli ad avere più fiducia in un futuro prossimo.
questi giovani ragazzi sono talentuosi, è il nostro futuro. E io ricordo con il coro degli adulti che comunque per costruire un futuro bisogna guardare indietro al passato, per vivere il presente, per lanciarsi verso il futuro. Che ben vengono queste iniziative della FIDAPA. La FIDAPA non si occupa solo di questo, la FIDAPA si occupa anche per i diritti delle donne e delle infanzie soprattutto, e noi diamo voce a tutti coloro che voce non hanno, a quelle donne che ancora adesso sono maltrattate, violentate, e ai bambini che purtroppo con i matrimoni infantili e il turismo infantile che ancora persiste. Quindi noi come Movimento d'Opinione dobbiamo comunque lottare affinché queste cose non succedano più, per andare veramente incontro a un mondo migliore. Rinnovati i vertici di Confapi Unigen Calabria, l'unione di categoria che raggruppa le imprese del settore della comunicazione, dell'editoria, della grafica e dei servizi editoriali. Il nuovo presidente eletto all'unanimità è Rosanna Mortati. Il presidente Francesco Napoli, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro alla Mortati, afferma che siamo certi che rappresenterà al meglio la categoria devastata da una crisi ancora molto forte. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come anticipato nella puntata precedente, l'arrivo di un promontorio anticiclonico sta favorendo un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche e un aumento delle temperature causato dall'attivazione di correnti miti meridionali che nella giornata di giovedì e venerdì raggiungeranno, dopo un periodo sotto le medie stagionali, valori tipicamente primaverili. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì, cieli generalmente poco nuvolosi ad esclusione dei litorali tirrenici, dove potrebbero insistere momentanee ed innocue coperture. Temperature in rialzo di diversi gradi. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì mosso il Mar Tirreno con venti deboli in direzione occidentale, poco mosso il Mar Ionio con venti deboli in direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.